Siamo qui per parlare dell'edizione 2012, la nona, se non ricordo male, del Festival delle Voci Nuove, che inizierà domani, mercoledì 25 gennaio, al Teatro da Ponte a Serravalle di Vittorio Veneto. Un teatro riscoperto, rivissuto, come adesso diranno il sindaco e l'assessore De Bertolis, e manifestazione che quest'anno, l'anno scorso erano 3 serate, se non ricordo male, quest'anno le serate saranno 4, quindi da domani fino a sabato, tutte le sere alle 20:45. Saluto ovviamente anche i presenti e in particolare i colleghi giornalisti, visto che il caso vuole che oggi sia anche il nostro patrono, San Francesco di Salla, quindi festeggiamo laicamente questa ricorrenza. Seduti al tavolo abbiamo Egidio Barel, patrono di Orbe Pubblicità, Miranda Arnosti di Promeventi, che è anche la ideatrice e nonché la direttrice artistica della manifestazione, Edoardo Fainello, attore, musicista, regista, chi più ne ha più ne metta, che da quest'anno collabora attivamente con la manifestazione, e in rappresentanza dell'amministrazione comunale sono graditi ospiti il sindaco Gian Antonio D'Area al centro, non posso dire al centro con i baffi perché i baffi ce li ha anche l'assessore alla cultura Michele De Bertolis che gli siede accanto, e proprio ai rappresentanti dell'amministrazione comunale chiederei di introdurre questa presentazione parlando della quella che adesso per fare le cose alla moda si dice location, e quindi il teatro da Ponte, un teatro che possiamo dire dopo una fase di declino tra virgolette è stato restituito alla città. I numeri forniti dalla stessa amministrazione a fine anno sono molto incoraggianti, quindi chiedo brevemente al sindaco di ricordare un pochino anche la trattativa che ha portato a riaprire totalmente il Teatro da Ponte. Beh, intanto un grazie, un buongiorno a tutti. Il Teatro da Ponte riapre, cioè viene riconsegnato alla città dopo circa 1 anno e mezzo di chiusura totale da parte di Teatri SPA, e qua dovevo ringraziare, e io non mi stancherò mai di dirlo, cioè di ringraziare pubblicamente l'onorevole Dino De Poli che diciamo quale presidente di Fondazione Casamarca ci ha sempre dato una mano, è stata la sua disponibilità assieme naturalmente al suo staff, e assieme alla trattativa è stata condotta dall'allora assessore alla cultura della provincia di Treviso Marzio Favero, che è stato quello che è riuscito a smusare tutti gli angoli di questa difficile trattativa, che è l'unica tra l'altro di Teatri SPA consegnata al Comune, l'agibilità, un'agibilità che ha permesso al Comune di far rifiorire una serie di iniziative che prima erano chiaramente e decisamente andate a morire. Questa di oggi è un'altra manifestazione importante che si inserisce in quel contesto. È chiaro che un teatro, la sua gestione ha dei costi anche importanti, e il costo del teatro l'anno scorso si è quantificato in un quasi 100.000 euro di costo di gestione, anche perché dopo aver chiuso per 1 anno e mezzo ripartire e rimettere in moto tutta la struttura ha avuto dei costi perché chiaramente quando si chiude qualcosa del genere, quindi sostituzione di luci, tante cose erano andate, muffe dappertutto, il ripartire con il riscaldamento ha fatto sparire anche diciamo, le muffe sul teatro stesso, quindi vuol dire che l'ambiente chiuso provoca in maniera molto vertiginosa un degrado sicuramente molto forte. Ripeto, le iniziative che noi facciamo sul Teatro da Ponte sono state importanti, l'anno scorso 35.000 presenze certificate, proprio spettacolo per spettacolo, anche perché con la gestione quasi diretta fatta da Vittorio Veneto Servizi, con delle persone veramente che hanno messo tanto di proprio, anche perché significa aprire il teatro al mattino, essere presenti tutto il giorno per le prove, essere là fino alla chiusura che è sempre dopo la mezzanotte inoltrata, comporta non solo le ore di lavoro ma anche la passione di rimanere di chi ha deciso di fare l'operatore e di gestire tutta la struttura, la storia scenica e quant'altro, e quindi è stato per noi
una riconsegna alla città sicuramente molto importante. Le manifestazioni che si moltiplicano danno effervescenza e soprattutto non si può dire che non abbiamo come città d'arte e quantomeno non ci siamo impegnati come amministrazione nel voler così incentivare tutte le attività di alto livello, di medio livello, di livello popolare, ma tutto questo vuol dire turismo che ha portato nel nostro comune un più 19% nel 2010, un altro 20% nel 2011, vuol dire che il volano si è messo in moto e speriamo che continui in maniera positiva. Un grazie naturalmente a chi ha organizzato questa manifestazione, a disposizione. Grazie Sindaco. L'assessore De Bertoli c'era anche l'anno scorso, plurifotografato, ogni tanto ci sono foto d'archivio in cui l'assessore premia i vincitori dell'anno scorso. L'assessore credo che insieme al sindaco ci sarà anche quest'anno. Che impressione aveva avuto del ritorno della manifestazione dopo, mi pare, 14 anni di stop l'anno scorso? Devo confessare che personalmente non sono un esperto di musica leggera, cioè i miei ricordi si fermano agli anni 80, no? U-Trolls, queste cose lì. Poi negli 80 avevo 30 anni e quindi le musiche facevano sottofondo delle belle cose. E per il resto non ho poi seguito questo filone. E quindi è stata una sorpresa davvero piacevolissima e tra l'altro mi ha permesso di toccare con mano il livello qualitativo medio elevatissimo delle voci nuove che in quell'occasione hanno cantato. Ebbi il meritato onore di far parte della giuria, di consegnare i premi, ma probabilmente il mio voto avrà inciso anche relativamente sulla scelta della vera giuria, ma mi resi conto in quell'occasione come fosse estremamente difficile dare un premio a Tizio piuttosto che a Caio, perché erano veramente tutti di ottimo livello. Tra l'altro mi permise una riflessione a queste cose. Oggi si parla molto di giovani, dei loro problemi, del lavoro, eccetera, eccetera, e sono problemi reali e quant'altro. È anche vero però che la ricerca di un perfezionamento tecnico nel campo di un'arte, può essere il canto moderno, può essere il canto antico, l'esercizio di uno strumento musicale, il teatro e mille altre cose, possono costituire un fondamentale presidio per il giovane stesso, per costruire intorno a questo una sua personalità, in un momento, in una società che dà poche gratificazioni, magari da un punto di vista più banalmente materiale. E quindi c'è un valore sociale sotteso a queste cose qua che trovo che sia davvero straordinario. Quel festival fu tra l'altro, io devo fare qui un'autocritica, avevo una visione, una volta che il sindaco dette fiducia, come ha accennato prima, a questa riapertura del teatro, confesso, ne avevo una visione, vorrei dire, un po' aristocratica, cioè ritenevo il teatro come un luogo da riservare a un certo tipo di cose, e quindi davvero me ne ravvedo. Vedevo episodi come Voci Nuove o che ne so, la scuola di danza dei bambini o queste cose qua, le vedevo come quasi negative per l'immagine del teatro stesso. Invece mi sbagliavo e su questo abbiamo fatto scuola quest'anno in tantissime cose collegate al Teatro dal Ponte. È stata un'esperienza anche personale oltre che amministrativa. Mi rendo conto che è veramente un grande volano. Torno sui dati numerici cui accennava prima il signor Sindaco per dire che è stata fatta un'analisi di 35.000 presenti, sono reali. Abbiamo fatto anche una statistica proiettiva sul 15% di tutti gli spettatori del Teatro dal Ponte. E mi è grata questa occasione anche per poterlo dire, perché in occasione della conferenza stampa di finale del comune c'erano tante bistecche sul fuoco, quindi allora la statistica, venivano fatte una serie di domande alle persone che uscivano dalle varie manifestazioni, canore, musicali e quant'altro. E tra queste domande c'era, perché no, anche le domande della serva, cioè quale poteva essere il ritorno sulla città.
fatto dunque il numero che ha citato il sindaco di 100.000 euro dei costi, fatta un'entrata, non è tenuto a sapere tutti questi dati, ma io sì, di 30.000 di ciò che noi abbiamo anche incassato, affittando diciamo, questo teatro, fatto il risparmio che l'amministrazione comunale ha anche fatto, anziché pagare delle sedi, adoperare la propria sede, casa sua in fondo, casa dei cittadini, quindi sua, e fatto questo effetto, il costo spettatore, e vi prego di sottolineare questo perché siamo i primi in Italia che fanno questa cosa qua, il costo spettatore è di 1,5 euro alla città. L'obiezione che può fare un qualunque cittadino, dire io non vado mai a teatro e tu hai speso per ogni spettatore 1,5 euro anche dei miei soldi. A me il teatro non piace, a me non piace la canzonetta, quindi hai spesi male. Bene, abbiamo fatto anche la seconda domanda, le altre domande, che sono fatte, diciamo, un pochino diaboliche. Mediamente quando lei va a teatro quanto spende? Da 0 a 5 euro, da 5 a 8 euro, da 8? La media di spesa è di 7 euro. Ora l'obiettivo 2012, e quindi anche 2013, che il sindaco assolutamente condivide, è quello di aumentare il numero, perché la statistica ci dice che il numero, la percentuale media dei frequentatori del teatro da ponte è prevalentemente cittadino o di area territoriale, quindi non pernotta a Vittorio, ovviamente. Finisce a mezzanotte, beve un caffè, beve qualcosa e se ne va a casa. Adesso l'obiettivo è portare gente da fuori. A mio modesto avviso, condiviso anche da molti tecnici, uno di questi sistemi potrà essere quello dell'operetta. L'operetta è una cosa molto interessante, riusciremo a farla anche a basso costo, dati i tempi che percorriamo, e chiama gente da fuori. Stiamo facendo assieme all'assessore Miatto un lavoro per sensibilizzare i bed and breakfast, tutte le istituzioni cittadine a comprare un pacchetto comprensivo di pernotto, breakfast e naturalmente biglietto per due, per tre per una famiglia. In questo modo trattenendo qua e quindi aumentando quel dato del 19% che siamo sindaco ha citato. Numeri brevi, dico solo una cosa, nella regione Veneto, non allontanandoci da qui, ogni spettatore della Fenice costa 24 euro, del teatro dell'Arena di Verona costa 34 euro. Questi sono dati riportati da statistici da uno studio fatto dall'Università Bocconi, siamo molto di moda adesso i bocconiani, però qualcosa di vero c'è anche in questo. È calcolato però che l'indotto su Verona, l'indotto su Venezia è ben diverso da questo. Un'altra obiezione che si potrà fare, vedo qui un rappresentante dei commercianti, potrà essere del cittadino medio, dire beh ma questi soldi li ha guadagnati chi vende il caffè, chi fa la pizza, queste cose qua. E noi diciamo, e sicuramente il sindaco è in sintonia con me, che questa è una ricchezza comunque per la città. Questo per salvare l'aspetto economico. Posso dire ovviamente come assessore alla cultura che a me l'aspetto economico della cultura è assolutamente secondario, ma che i tempi impongono una rigorosa valutazione di esso. Quindi vi ringrazio di questa opportunità, auguro a questa serata sarà un po' più preparato nel giudizio che darò sui giovani cantanti. Speriamo che anche da queste selezioni, che peraltro sono molto severe e molto serie, esca anche qualche figura magnifica di cantante, giovane cantante, un'opportunità in più, che possa anche portare, perché no, lustro al nome della nostra città, che culturalmente ha espresso qualcosa e sicuramente ha ancora molto da dire. Grazie. Grazie all'assessore De Bertolis. Noi abbiamo qui la fortuna di avere colei che ha ideato il festival, se non ricordo male, e che ne è anche direttrice artistica, quindi a Miranda Arnosti chiedo un compito un po' ingrato, cioè di riassumere in pochi minuti 23 anni di storia, credo, che non edizione quest'anno più 14 anni di stop, dall'inizio, dagli albori del festival fino ad oggi, in pochi minuti. Sì, no, io faccio breve. Intanto volevo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato questa opportunità di riesserci ancora. Volevo ringraziare l'Hotel Terme per averci dato questo spazio, ma volevo ringraziare anche la Orve Pubblicità, perché io sì, ho ideato, però grazie anche a Egidio Barel della Orve Pubblicità Promo Eventi e quindi ovviamente io faccio da portavoce per lui. Perché senza di lui non potevo fare nulla, le idee ci sono, però bisogna anche svilupparle, bisogna avere anche qualcuno alle spalle, quindi ringrazio lui soprattutto.
ma ringraziamento lo faccio a loro in particolar modo perché tornando indietro col tempo, il primo Festival delle Voci Nuove è nato nel 1989 e c'era l'allora Teatro Verdi, che era un po' insomma in disuso, e lì abbiamo fatto le 7 edizioni e poi il teatro è stato chiuso e abbiamo detto, siccome è una manifestazione che noi riteniamo importante per la città, non è giusto portarla fuori città intanto, ma soprattutto in un locale magari tipo un locale grande che non è il teatro, perché il teatro è tutta un'altra storia. E allora abbiamo aspettato la fine dei lavori del Teatro Verdi. Finiti i lavori del Teatro Verdi, dell'attuale cinema, i costi erano troppo alti, pertanto per affittare i locali, pertanto non potevamo assolutamente assumere questa presa di posizione, quindi abbiamo aspettato ulteriormente perché avevamo sentito che l'allora Cinema Rossini stava per essere ristrutturato e quindi si pensava già, c'era un progetto di fare un teatro per la musica, per le manifestazioni di un certo tipo e quindi abbiamo aspettato ulteriormente. Però anche questo, una volta finiti i lavori eccetera eccetera, anche lì i costi erano parecchi, non potevamo subirli noi assolutamente perché noi lavoriamo con la nostra agenzia, d'accordo, ma noi abbiamo degli sponsor, dei piccoli sponsor perché dobbiamo crescere ancora. Pertanto abbiamo aspettato ulteriormente. Poi l'anno scorso abbiamo sentito di questa firma del comune con la Fondazione Cassamarca, ci siamo informati e insomma abbiamo capito che potevamo anche farlo e infatti nel giro di 3 mesi abbiamo deciso l'anno scorso di ripristinare dopo 14 anni questo festival e devo dire che è stato bellissimo perché per chi non è mai stato dietro le quinte si respira un'aria stupenda e perché ci sono tante persone, noi abbiamo 2 categorie nel festival, abbiamo la categoria dei giovani dai 14 ai 17 anni, abbiamo la categoria degli adulti dai 18 anni in su e lì sono tutti amici, non c'è qualcuno che vuole primeggiare, sono tutti amici, ognuno porta per l'altro e poi è bellissima l'aria che si respira e soprattutto il nostro intento era proprio quello di creare una situazione tale, almeno una volta all'anno, una situazione tale che si potesse mettere in vista delle realtà che l'assessore ha detto ho sentito una buona qualità, è la verità. È difficile fare anche una valutazione perché ci sono tanti, ma tanti bravi. Quindi questo sta a significare che la musica è ancora, nonostante il periodo in cui stiamo vivendo, che è abbastanza caotico, e parlo soprattutto per la gioventù, è ancora l'unico veicolo per renderci più vicini a un qualcosa di vero. E io l'ho notato questo, infatti quest'anno, visto il successo dello scorso anno, perché abbiamo lasciato fuori parecchie persone che volevano cantare, allora l'abbiamo portato a 4 giornate. Il festival è nato nell'89 con 3 giornate, 2 di selezioni e una finale. Quest'anno abbiamo detto accontentiamo più persone e quindi abbiamo fatto 4 giornate, 4 serate e abbiamo introdotto anche delle migliorie perché ogni anno cerchiamo sempre di migliorare la situazione per dare un prodotto sempre più bello ma soprattutto credibile alla faccia di eventuali sponsor un po' più alti o comunque di eventuali sponsor che ci permettono di dare sempre di più e devo dire che tra l'altro dal festival, dalle precedenti edizioni ci sono stati dei risvolti, ci sono delle persone che hanno continuato, hanno proseguito, che hanno iniziato con noi e che hanno proseguito questo percorso studiando e dandosi da fare e adesso collaborano con nomi dello spettacolo nazionale e internazionale. Abbiamo
quindi persone che hanno creduto nelle loro capacità. Forse anche questo è un motivo per autostimarsi, perché non è facile esibirsi in un palcoscenico di fronte, nel caso del Teatro da Ponte sono 400 persone, ma non è facile. E quindi questo stimola, e questo è il nostro intento, l'obiettivo è proprio questo. L'altro obiettivo è quello di creare un appuntamento importante che abbia una certa risonanza anche utopicamente parlando nazionale. Ma qui ci arriveremo piano piano, noi siamo sempre stati dalla politica dei piccoli passi e pertanto continueremo in questo. Ecco, quest'anno abbiamo introdotto una cosa particolare all'interno del festival, abbiamo dedicato a ogni serata un musical importante che ha segnato la storia del musical, e quindi avremo ogni serata uno spezzone di un musical che conosciamo tutti. Inizieremo domani sera con Sister Act, poi giovedì sera ci sarà We Will Rock You, poi venerdì sera Air e poi finiamo con la ciliegina sulla torta con Notre Dame de Paris. E all'interno di questi musical ci saranno anche i personaggi veri del musical, cioè proprio quelli che hanno fatto il musical per davvero, non quelli che si improvvisano. E quest'anno anche, l'anno scorso era in giuria, quest'anno, visto che la passione, visto una serie di cose che insomma si è appassionato molto, io ho avuto anche l'onore, oltre che il piacere, di avere con me come aiuto Edoardo Fainello, che è un attore, regista, e lui mi sta curando all'interno del festival delle cose che soltanto con la sua capacità e con l'esperienza fa sì che possa migliorare il prodotto. E quindi vorrei passare intanto la parola a lui perché vi racconta un pochettino di più sul festival. Sì, intanto buongiorno a tutti, solo due cose. Alla fine io quest'anno mi occuperò di dare una piccola mano al festival per tre motivi principali. Il primo è l'affetto che mi lega a Miranda e alla Promeventi. Il secondo è l'affetto che mi lega al Teatro da Ponte, dove ormai è la mia seconda casa, perché teniamo i corsi di teatro e perché è uno dei teatri più belli che c'è qua nel Veneto. E il terzo, l'amore anche che provo per questa città. Io sono venuto a abitare a Vittorio Veneto un anno fa e oggi mi considero a tutti gli effetti vittoriese, perché questa città mi ha accolto con amore e io cerco anche di restituire questo amore in questa maniera qui. E non farò grandi cose alla fine. L'unica cosa è che l'anno scorso facevo parte della giuria, mi ha appassionato tantissimo questo festival perché, devo dire la verità, sono sempre stato abbastanza scettico nei confronti dei festival. Ho sempre visto festival organizzati con troppi soldi e con poco risultato. In realtà in questo caso sono stato completamente smentito perché ho visto una grandissima passione, una grandissima qualità fatta senza andare poi a pesare troppo sulle casse dell'amministrazione comunale, che è sempre la cosa più importante, e mi sono appassionato completamente. E quindi ho detto: no, Miranda, quest'anno ti voglio dare una mano per quello che posso, e quindi cercherò di occuparmi un po' della coordinazione audio, della coordinazione video, cercare di fare in modo che questi cantanti, mentre sono lì che si mettono in gioco davanti al pubblico, abbiano anche un supporto multimediale alle loro spalle che consenta alle persone di godere la canzone che vanno a cantare in maniera anche più piacevole. E non farò però rivoluzioni, per un motivo semplice, perché quello che io credo è che un tipo di festival come questo, che dal mio punto di vista è destinato a fare grandissime cose, non ha bisogno di rivoluzioni. Ha bisogno solo di qualche miglioria, magari deve essere leggermente più fluido, leggermente più snello su certe cose, ma sono cose che si imparano con l'esperienza. Ma deve, secondo me, rimanere comunque ben impressa la sua matrice, sia territoriale, sia deve comunque venire fuori la passione, che è quella che deve essere la protagonista. Quindi non creare un prodotto industriale, come scimmiottando i grandi festival nazionali che, insomma, tante polemiche si trascinano dietro e poco ci lasciano a livello di emozioni, ma giocare appunto più sulle passioni e sulle emozioni. Basta, direi che ho concluso.
Grazie. E una curiosità volevo chiedere a Edoardo per concludere. In cartellina trovate il curriculum di Edoardo e anche quello di Claudia Dottavi. Sì, che volevo, è una... volevo finire. Facciamo subito una curiosità però. Edoardo vedo che è direttore didattico del progetto Teatro Sesto Senso dedicato ai non vedenti. Ci puoi spiegare in pochi secondi di Certo. cosa si tratta? È un progetto che è stato patrocinato dalla provincia di Venezia e dall'unità sanitaria locale di Venezia, dove praticamente abbiamo fatto un corso di teatro per i non vedenti, completamente gratuito chiaramente, come tutte le cose, quando la maggior parte delle cose che faccio in questo senso, dove però rispetto ai corsi di teatro classici, perché molto spesso per i non vedenti si sviluppano certe iniziative, ma sono sempre iniziative volte un po' al pietosismo, no? Quindi si usano i non vedenti piuttosto che altre persone portatrici di handicap, un po' per fare questi spettacoli dove la gente va e dice oh guarda questi poveri ciechi che raccontano se stessi. Io volevo fare una cosa diversa. Siccome io ho parlato con più di una persona non vedente che mi ha stupito, ma io quest'inverno sono andato a fare sci di fondo, io mi sono gettato sul paracadute, io ci vedo benissimo, non ho mai fatto tutto questo, non capisco. E quindi una persona di questa mi diceva mi piacerebbe fare teatro, però il teatro che ci fanno fare è il teatro, che ne so, sensoriale, il teatro di raccontarsi e giustamente, e là io sposo assolutamente la teoria, mi diceva per me quello non è teatro, quello può essere terapia, può essere una forma d'arte, un'installazione artistica, ma non è teatro. E quindi abbiamo fatto questo progetto dove praticamente noi facevamo recitare queste persone non vedenti, ma chi guardava dall'esterno lo spettacolo non avrebbe mai pensato che era un non vedente, addirittura c'era un non vedente che si guardava allo specchio. Loro si sono divertiti tantissimo e soprattutto diciamo che loro si sono divertiti tanto e hanno imparato quello che io sono riuscito a insegnargli, ma quello che si è divertito di più, che ha imparato di più, è stato lì. E basta. E ho avuto anche l'emozione di fare lezioni di teatro al video, cioè ho proprio spento le luci, quindi eravamo pari. Benissimo. Altra ospite di cui trovate il curriculum mi pare nelle cartelline, Claudia Dottavi, se ne fa un breve ritratto Miranda, che sarà ospite Sì. nella serata di sabato. Sì, no, infatti, intanto volevo dire un'ultima cosa ancora sul festival prima di introdurre Claudia, che quest'anno abbiamo concorrenti dalla provincia di Treviso, Belluno, Pordenone, Venezia, ma anche da Perugia, il che vuol dire che da Pescara, è vero. Da Pescara, quindi vuol dire che piano piano sta prendendo piede ed è quello che noi vorremmo che facesse questo festival. Tornando al discorso dei musical, mi riallaccio al discorso di Luca. Noi sabato 28, nella serata finale, avremmo veramente il piacere di avere qui al Teatro da Ponte una cantante vera del musical, ha fatto Fiordaliso nel Notre Dame de Paris e sarà qui al Teatro da Ponte appositamente per il festival, quindi è veramente un onore. Canterà dei brani tratti da Notre Dame de Paris, più avrà un suo spazio, però è una cosa veramente importante, per chi l'ha visto Notre Dame de Paris è il massimo dell'espressione del musical, per me. Ha fatto storia e sta facendo ancora storia, quindi è un appuntamento importante e noi, e finisco qua, noi daremo anima e corpo per creare e per dare emozioni a tutti, a quelli che stanno dietro le quinte, quindi i cantanti, ma anche a quelli che stanno lì a guardare lo spettacolo, quindi questo è il nostro intento. Anima, corpo e cuore, giusto? Anima e emozioni di qualità è un po' lo slogan, diciamo, di questa nona edizione del Festival del Cinema. Prima di passare alle domande dei colleghi, se Giglio Varel, chiamato in causa prima, voleva aggiungere qualcosa giusto per dire chi gliel'ha fatto fare, insomma, ecco, di tornare nell'agone con il Festival Voci Nuove. Ma diciamo che chi me l'ha fatto fare sicuramente la grinta di Miranda è la cosa principale, perché senza la grinta sua non si può andare da nessuna parte. Il festival è nato effettivamente sulle tracce di un altro festival che era già esistente, il quale si è fermato. Noi abbiamo avuto la fortuna e la voglia di proseguire, siamo riusciti a concretizzare per 7 anni praticamente quello che era diciamo, una passione, nata ancora dalla radio, poi era stata fatta con la di Luna, e dopo praticamente abbiamo portato fino a 6 edizioni, dopo purtroppo
si sa bene che con i soldi si fanno tante cose, senza soldi si fa ben poco. Abbiamo dovuto rinunciare, l'opportunità del teatro con l'amministrazione si è messo in condizione di avere a cifre diciamo piccole, che speriamo il prossimo anno non ci siano proprio, me lo auguro, perché chiaramente è una delle cose che io ci spero. Se non ci saranno ritocchi che ci riserviamo sempre Perché di fare. logicamente O un abbattimento ulteriore dei costi, dai. il problema è questo, che logicamente il festival, giustamente come il dottor De Bertoli ha detto, anche lui l'anno scorso io l'ho visto arrivare, venire a fare la passeggiata, è andato via, ha detto non credevo una cosa simile. Infatti c'è professionalità e quindi credo che l'amministrazione, se effettivamente ci può aiutare mettendo a disposizione anche quel discorso, soprattutto di quel cantante che viene da Pescara, ci sono altre richieste anche già venute anche per altre nostre amministrazioni, il fatto di mettere a disposizione magari l'alloggio o trovare delle formule probabilmente di ospitare queste persone sicuramente potremo andare molto più in là. Quindi io chiedo già da questa edizione per la prossima di avere da parte dell'amministrazione ancora più fiducia in noi e credo che porteremo sicuramente molto in alto questo festival. Grazie a tutti di essere Bisognerà venuti. fare probabilmente un progetto turistico con gli albergatori, con tutti quelli che hanno diciamo, delle strutture che possono abbinarlo, penso che si possa tranquillamente fare, insomma adesso lo costruiamo assieme, vediamo che disponibilità c'è da parte appunto di chi ha queste strutture di collaborazione, ma che poi questo può essere il primo modo che può essere applicato anche su altre manifestazioni che andranno così a susseguirsi nel Teatro da Ponte. Sì. Ti posso dire una cosa a margine del Teatro da Ponte, c'era una piccola polemica a proposito del Palazzo Todesco, è venuto fuori sui giornali, parlo della tua concorrenza. Sono qua in versione neutra. Sì, no, cazzo. E diceva che c'è poca attivazione di questo magnifico sito della cultura. Abbiamo parlato a lungo con il sindaco di questo discorso ed è una delle cose che so che più gli stanno a cuore. È inutile vi dica quali tempi sono, stiamo perseguendo un'altra politica, che è la politica di trovare sponsor come fa un po' il privato, dobbiamo farlo anche noi, sponsor disposti a condividere qualche cosa, qualche tematica. Correggimi sindaco, ma il Palazzo Todesco è uno di queste. E posso già dire che qualcosa c'è in campo, adesso nell'ambito del festival di Asolo, che arriverà in aprile-maggio. Todesco ospiterà un importantissimo fotografo contemporaneo di arte contemporanea e questo, devo dire, senza un carico economico per la città che sicuramente fa il suo ruolo mettendo a disposizione. Questo per dire che oggi le politiche culturali che vengono fatte a tutti i livelli sono di coinvolgimento di istituzioni quali banche, quali industrie private, cose del genere qua, che diano anch'esse un contributo, in quanto, ed ecco perché è importante rilevare il ruolo economico della cultura, ed ecco perché il vostro ruolo di giornalisti nell'amplificarlo, non distorgerlo, ma darlo per quello che è il peso economico della cultura, è un elemento chiave per convincere il mondo dell'imprenditoria che vale la pena di investire in teatro, in musica, in quadri, in pittura, in scultura, in danza, in tutte queste cose qua. Perché, come ha detto giustamente Miranda prima, anche i giovani vengono coinvolti per la passione di queste cose qua. E quindi anche i veicoli pubblicitari, che mi pare cosa legittima, passano attraverso questa loro fruizione. Da questa la politica che sta facendo il Comune, il Palazzo Todesco avrà questa strada fino a che naturalmente i tempi migliori in quali tutti speriamo permetteranno nuovi investimenti. Quanto al cantante di cui parlava prima, vuole una camera matrimoniale o si è contenta di una vecchia castello, che sono a casa mia? Che non hai visto. Che viene davanti. Prima di cedere la parola ai colleghi per eventuali domande, ricordiamo anche che Edoardo sarà protagonista sempre al Da Ponte l'11 febbraio, ricordiamo con cosa? Con la variante Janowski, che è uno spettacolo che è arrivato secondo il Premio Nazionale di Drammaturgia di CQ, che abbiamo già portato in giro finora con successo.
e quindi lo portiamo anche a Vittorio Veneto. E vedo che c'è un progetto che si chiama Vallanzasca, se non ho letto male, di cosa ci puoi anticipare qualcosa? Vallanzasca è un monologo che racconta la storia di questo criminale, raccontato da se stesso in carcere da vecchio, quindi all'età che ha, vecchio in realtà non è vecchio, ma diciamo è più vecchio di quello che è perché è una persona che ha passato 2/3 della propria vita in carcere, per un motivo semplice, perché mi ha sempre affascinato in negativo la figura di questo criminale, poiché dopo che è uscito il film di Michele Placido ho avuto un po' di ribrezzo nel vedere certi criminali esaltati un po' quasi alla stregua degli eroi senza macchia, senza paura. E ho voluto fare una cosa mia, quindi riportando comunque fedelmente quello che è la sua biografia, quello che lui ha scritto e quello che i giornalisti che lo conoscono hanno scritto su di lui, per darne un ritratto di un uomo che in realtà, pensando di essere più furbo degli altri, ha pagato le sue scelte facendo 2/3 della propria vita in carcere. Secondo me, io credo molto nelle nuove generazioni, ci credo tantissimo. La cosa che più mi spaventa è vedere certa gente che per amore dei soldi fa spettacolo della criminalità, di un certo modo di vivere e che inevitabilmente, perché il veicolo è furbo, inevitabilmente porta le nuove generazioni a credere che quello sia lo stile di vita, cioè i più furbi vincono e il nichilismo comunque e quantunque, fregandosene di quelle che sono, non voglio parlare di valori perché valori può sembrare oggi quasi una parola antica, però un modo di vivere che soprattutto fa parte della nostra terra. Noi siamo la nostra terra, noi siamo i nostri antenati, noi siamo i nostri antenati che a 18 anni andavano a combattere e a morire per le generazioni future. E quindi vedere oggi la spettacolarizzazione di criminali in questa maniera qui a me fa male e se posso con il mio lavoro nel mio piccolo voglio girare la frittata. Quando lo vedremo? Anche il positivo. A settembre. Di che stiamo preparando la- Sì, tra l'altro io non sapevo se potevo dirlo, ma visto che me lo dice, stiamo preparando anche assieme all'assessore De Bertolis, stiamo preparando... Non i vesti di assessore. Non i vesti di assessore, stiamo preparando assieme al dottor De Bertolis, stiamo preparando io e lui a stretto contatto un progetto molto importante che riguarda una dei personaggi più importanti della città di Vittorio Veneto, che è Minuccio Minucci. Il progetto è in fase avanzata, quindi è già quasi completato, ma quello sarà una sorpresa per tutta la città. Fatta come Lanzasca, no? Un cardinale dalla trattativa. Se ci sono domande sia agli organizzatori che al sindaco e all'assessore, c'è libertà di parola. Forse si può dare qualche altro dettaglio proprio sul programma delle serate, quanti cantanti ogni sera, chi presenta? I cantanti sono 50 in totale, quindi faremo 2 serate da 17, vale a dire domani sera avremo 17, giovedì sera è la serata dei gruppi e anche dei solisti, ma specifico gruppi, saranno 16 e venerdì sera, l'ultima serata delle selezioni, saranno 17, andranno in finale ogni sera 4 adulti più 2 giovani, vale a dire 6 concorrenti ogni sera, per un totale di 18 persone, quindi 18 finalisti per il sabato. Ecco, queste sono le cose che I presentatori sono i confermati? presentatori sono confermati e riconfermati quelli dello scorso anno, vale a dire Arianna, che è una cantante, e Claudio De Stefani, che insomma conoscete tutti. Ecco, Che è perfetto. che è perfetto, esatto. Quest'anno non solo cover, tra l'altro, ma anche brani inediti e addirittura ibridi, giusto? E addirittura ibridi, brani. Beh, ce n'è uno in particolare che è un ibrido, perché allora, quest'anno, non soltanto quest'anno, ma anche nelle passate edizioni, avevamo la sezione edita e inedita, vale a dire le cover, i pezzi che conosciamo e anche i pezzi propri. L'anno scorso, avendo fatto tutto di corsa, abbiamo fatto edito perché uno non ce l'aveva pronto, però avevamo già ricordato al 30 aprile dell'anno scorso, alla finale del festival, dell'8º festival, abbiamo ricordato che saremmo ritornati intanto a gennaio, ma che potevano portare anche brani propri, inediti. E fra i gruppi c'è un gruppo che è
io consiglio di vedere perché è un po' particolare, canta in dialetto, però ha fatto, le parole sono proprie, la musica è una cover, quindi una musica conosciuta, ma sono veramente simpaticissimi. E quindi è un ibrido perché non è né edita né inedita, è un ibrido. Ecco. C'è un po' di sperimentazione. Sì, diciamo, c'è un po' di in questa. sperimentazione, ma hanno il loro seguito, già questi fanno concerti, hanno il loro seguito già anche di fan. L'ultima serata ci sarà anche la vincitrice della sezione adulti dell'anno scorso. Sì, che tornerà a devo trovarci. dire intanto devo dire anche la prima serata che è domani sera, il musical è Sister Act e sarà Rita Piaia e Aris. Rita Piaia, tra parentesi, è stata la prima vincitrice, quindi nel 1989, del Festival Voci Nuove. Lei tra l'altro ha proseguito la sua attività, visto che la passione che ci ha messo quando è venuta, che era giovane, ha studiato eccetera. Lei ha collaborato con Paolo Limiti, Morandi, nomi dello spettacolo a livello nazionale, era spesso nei programmi di Paolo Limiti. Ora insegna canto ai ragazzi e lei domani sera interpreterà alcuni pezzi di Sister Act insieme, tra parentesi, a un coro di circa 37 persone, quindi vedremo suore, vedremo cherichetti, vedremo un po' di... per chi ha visto il film Sister Act è una cosa abbastanza divertente e lei sarà la suora, quella interpretata da Whoopi Goldberg all'epoca del film. E quindi sarà una cosa molto simpatica. Avremo una cosa come 50 personaggi sul palco domani sera per Sister Act, perché ci sono anche i ballerini, quindi oltre al cantato c'è anche lo spettacolo danzante, quindi è tutto coordinato. E quindi sarà una cosa divertente domani sera. Mentre giovedì sera, tanto per fare un'infarinatura, giovedì sera avremo We Will Rock You, un musical che sta andando parecchio adesso, come del resto Sister Act è a Milano, interpretato da Daniele Grespan dei Toys, tutti li conoscete i Toys, quindi cover dei Queen, e chi meglio di lui, che è un Freddie Mercury in miniatura, e quindi è una cosa molto simpatica anche lì, con balletti e quant'altro. Venerdì sera avremo Air con l'interprete Vera di Air, che aveva fatto il musical insieme a Elisa, la cantante, e quindi è Cindy Cataluzza, e anche lì accompagnata dai balletti. Lì si parla, è ambientato negli anni 60, nei 68, quindi l'età delle rivoluzioni eccetera eccetera, quindi è una cosa molto simpatica anche lì. E poi, come ho detto prima, Notre Dame de Paris, quello è una sorpresa, dovete venire a vederlo come tutti il resto. Ricordiamo dunque che si inizia domani sera, mercoledì alle 25 gennaio, 20:45. e che sarà l'orario di apertura di tutte e 4 le serate. Sì. Teatro El da Ponte di Serravalle. Allora Il costo sono 7 euro per le 3 serate, per le prime 3 serate, 10 euro per la serata finale. È un prezzo abbastanza popolare neanche al cinema, considerando tutto il lavoro, tutte le persone che ci stanno lavorando, quindi sì, abbiamo mantenuto un prezzo insomma tranquillo, in modo che anche le famiglie possano godersi meno 2 ore e mezzo di spettacolo. Non ci sono gli occhialini 3 dimensioni quest'anno, ma ma magari ci gli stiamo effetti attenti. speciali per la prossima volta. D'accordo, allora grazie a chi era presente qui oggi all'Hotel Terme di Vittorio Veneto per questa conferenza stampa, grazie a Egidio Barelli di Orre Pubblicità, Miranda Arnosti di Roma Eventi, Edoardo Fainello che collabora con il Festival molto attivamente quest'anno, grazie all'assessore Michele De Bertolis, al sindaco di Vittorio Veneto Gian Antonio Darè, grazie a chi ci ha seguito in live streaming da www.vivetv.it, che poi sarà presente in varie forme anche al Festival. Vi aspettiamo da domani sera, mercoledì 25, al Teatro da Ponte di Serravalle. Buona giornata. Auguri. Grazie.